Ore 12, chiusura dei giochi. Liste e nomi dei candidati sono stati depositati in comune. Il lavoro di controllo ora passa alla prefettura e per domani avremo l'ufficialità. La corsa allo scranno più alto del comune è il rush finale. Da qui al 31 maggio i candidati sindaco e consigliere devono giocarsi il tutto per tutto. Nella Marca 4 sono i municipi che dovranno rinnovare il consiglio comunale, 15 gli aspiranti sindaco, 350 i candidati consiglieri. Allora, prima scheda. Voto per... Il comune più importante dal punto di vista numerico è Castelfranco con i suoi quasi 33.000 cittadini e qui il prossimo 14 giugno potrebbe svolgersi anche il ballottaggio. 5 sono i candidati sindaco per 12 liste. Stefano Marcon, appoggiato da Lega Nord, Forza Italia e le civiche Marcon Sindaco e Casa del Cittadino. Tiziana Milani, supportata dalle civiche Castelfranco Città Aperta e Tiziana Milani Sindaco. Andrea Bambato è l'uomo del Movimento 5 Stelle. Gianni Fiscon si presenta con la civica Gianni Fiscon Castelfranco Domani. Claudio Beltramello è appoggiato dal PD e dalle civiche Castelfranco Attiva, Città delle Idee, Castelfranco Cambia. Nella Marca si vota anche a Spresiano, che annovera invece il numero più alto di aspiranti sindaco, ben 6, supportati da altrettante liste, per un comune da quasi 12.000 abitanti. A pochi chilometri c'è Arcade, con oltre 4.000 abitanti, 2 i candidati alla poltrona di primo cittadino, Domenico Presti e Linda Zanatta. Infine Vidor, quasi 4.000 abitanti, 2 gli sfidanti, Egidio Costa e Albino Cordiali, e sempre 12 consiglieri per ciascuna delle 2 liste. Si voterà dalle 7 alle 23 del 31 maggio. Lo scrutinio comincerà alle 14 di lunedì.